Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a Analyze Splash del vostro Marietto veneziano. Prima di tutto vi voglio ricordare che questi sono circuiti che il decano Marietto veneziano usano da tanto tempo, hanno avuto sicuramente dei riscontri interessanti, sono dei circuiti che il decano Marietto veneziano hanno deciso di proporre in modo gratuito in un PDF in continua evoluzione che è stato messo sul sito del capitano dal 4 luglio del 2022. Quindi se questo video lo stai guardando fra 5 anni nel 2027, ricordati che nel sito del capitano, no, c'è l'ebook con tutti i circuiti che stiamo proponendo del Garma Elettronica. Sono circuiti importanti, sono circuiti che sono gratuiti, messi a disposizione proprio da noi, visto il percorso e il periodo che sta arrivando. Questo circuito nello specifico è un circuito di difesa, noi non mettiamo mai circuiti di offesa, ma solo di difesa, visto i periodi caldi che stanno arrivando nella nostra zona, nella Sacra Patria. Quindi, per tutte quelle persone che sono interessate, andate o nel sito del capitano, dove c'è anche una sezione shop, dove possiamo proporre dei riti propiziatori, riti operativi, oppure il pendaglio e quant'altro, oppure i sigilli salomonici o di Mosè. Oppure, se siete in un periodo che non volete investire, potete continuare a usare questi circuiti. In questo caso, questo è un circuito difensivo con i due simbolini del Leviatano che praticamente sono, diciamo, un toccasana un po' birichino per quelle persone che fanno gli asini. No, lo ripeto, diciamo che l'Ebbietiano, come si dice poi, è un'entità, una forza, una luce, chiamatela poi come volete, potete chiamarla anche Dyson, insomma, no? Insomma, aspira o fa le pulizie dove bisogna pulire l'aria. E questa frase mi è sempre piaciuta perché l'avevo sentita al telegiornale quando stavano facendo come si dice, un meeting, un cardinale con un primo ministro e a un certo punto il cardinale è saltato su e ha detto qui bisogna pulire l'aria. E quando i cardinali dicono bisogna pulire l'aria, per chi magari ha studiato un pochettino e si ricorda come la pulivano nel 1100 e via dicendo, bisogna stare un po' attentini. E diciamo che questo circuito pulisce l'aria, non è un Dyson, diciamo così, però fa la sua bella sporca figura. Quindi come si utilizza questo circuito? Questo circuito praticamente ha una goccia che può essere sempre una goccia benevola, a dipendenza, un decagono che circonda tutto, il decagono rappresenta la creazione, e due simbolini che rappresentano un'egregora, una forza, diciamo, ambivalente. Queste forze possono essere prese in senso positivo o in senso negativo. E poi a lato c'è la parolina abracadabra, cioè io dico, io creo, io sono, io faccio, insomma, il fare, chiaramente circondato da una protezione che disimpregna sempre il circuito. Sono stati studiati dal legale Manetto Veneziano, sono da parecchio tempo che li stiamo utilizzando e hanno portato il suo, diciamo che l'aria la puliscono un po'. E come si utilizza? Allora, questi mi raccomando, si chiede sempre al quadrante radiostesico se si possono utilizzare. Prendete il pendolino e chiedete al quadrante radiostesico, io posso utilizzare per allontanare questa persona, per toglierla, è un vicino di casa noioso, e non so, uno che non paga l'affitto, uno che sputa per terra ogni volta che passa, insomma, uno che ha il cane al quinto piano che vi rompe i santissimi ogni volta, insomma, quelle cose che possono succedere, no? E allora bisogna allontanarlo dalla vostra vita. E cosa si fa? Si prende un pezzo di carta, un testimone, se non si ha una fotografia si scrive sopra il nome, cognome, data di nascita, non la data di morte perché non la sappiamo, la data di nascita e attenzione, si scrive un piccolo intento, non un intento cattivo, un intento blando, cioè non so, non farmelo più incontrare, allontanano, fagli vincere il lotto, fagli comprare una casa più grande, mandalo al mare, insomma, qualche intento che lo aiuti ad allontanarsi dalla strada.
lo si lascia per un mese nel circuito, e dopo che il corpo eterico si è riempito, cioè una cosa interessante sarebbe che andaste a vedere la pillola sulle fasi lunari, così scegliete anche la luna che è, diciamo, che vi dà una mano, no? Però se non volete, la radionica funziona che ci crediate o meno, o che ci siano le fasi lunari o meno. Però se c'è la luna, una mano in più non si nega mai a nessuno, e se ve la vogliono dare per il nostro bene, meglio ancora. Fatto questo, dopo un mese, cosa fate? Prendete la losanghe, mettete sopra il vostro testimone e lo lasciate lì fin quando non avete raggiunto il vostro obiettivo. Chiaramente, negli altre pillole ho parlato anche della famosa tartaruga per allontanare i malefici, i giuramenti, gli incantesimi, quindi andate a vedervi anche questa pillola che è importante, così che sappiate come utilizzarla. Oppure ho fatto vedere anche un altro bellissimo video in cui si parla del levitiano, però questo non è il tema di questa pillola e lo aggiungo solamente in coda per far vedere che esistono questi circuiti se è la prima volta che lo vedi. Quindi per ritornare al nostro super circuito per allontanare le persone in modo elegante, senza andare dagli avvocati e senza disturbare le forze dell'ordine. Questo può essere un piccolo inizio. Vi ricordo che il Legame Magneto Veneziano sono sempre disponibili per consulti professionali a pagamento. Non chiamateci se volete stroccare informazioni alla New Age. Noi mendicanti al telefono non li vogliamo. Bene, cari amici, grazie e alla prossima. Ciao.